Questi abiti sono delle vere e proprie opere d'arte. Sono gli abiti del Carnevale di Palma Campania, uno dei carnevali più famosi d'Italia e del mondo. Oggi siamo venuti qui col nostro format e la nostra immancabile macchinetta del caffè per preparare un caffè con chi sta scrivendo la storia di questo carnevale. Siete pronti? Andiamo! E proprio nel Museo del Carnevale di Palma Campania, insieme al nostro consigliere comunale delegato al Carnevale, Nello, ci troviamo a preparare questo caffè. Ciao Rose, un caro saluto a te e a tutti quanti ci seguiranno sui social e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a te, cominciamo la preparazione del caffè e preparandolo volevo chiederti come nasce questa storia del carnevale, come mai è oggi tra i più famosi carnevali di tutta Italia? Sì, iniziamo a preparare il caffè. Dai! Intanto Ricordiamoci sempre delle accortenze che le nostre nonne ci hanno tramandato, ovvero l'acqua dove va messa? L'acqua al limite della Facciamola vedere. Ecco, al limite della rotellina, mi raccomando. rotellina, sì. Dicevamo, la storia Sì. del carnevale, come è nato? Dicevamo, siamo un carnevale storico d'Italia, siamo tra i 30 carnevali storici d'Italia. Il nostro carnevale ha origini antichissime, ha origini nel 600 napoletano e abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo trovato un primo documento storico che attesta l'esistenza del nostro carnevale nel 1958 ed è una lettera che il parroco scrive al vescovo lamentandosi della baldoria e degli schiamazzi che facevano i ragazzi durante il periodo di carnevale, che è ovviamente un periodo anche di Quaresima, quello successivo, e quindi c'è questa lamentela scritta da parte del parroco ed è da qui diciamo che al momento abbiamo fatto partire l'anno zero del nostro carnevale, quindi 1858. Però c'è una serie di ricerche che stiamo ancora conducendo e che ci hanno portato ad avere dei documenti anche del 1800, quindi che ci fanno anticipare la storicità del nostro carnevale. A proposito di Napoli, ecco, Nello sta preparando il caffè proprio come una montagnella che ricorda quella, lo vogliamo dire, del nostro amatissimo Vesuvio. Anche alle mie spalle qui c'è uno dei costumi più famosi che ha riscosso più rumore, che è quello proprio della napoletanità. A proposito invece del carnevale, abbiamo fatto una bella montagnella consistente. Sì, abbiamo fatto forse una montagna un Vesuvio un po' troppo alto. Un Vesuvio che scoppierà, speriamo di no. Sì, diciamo e voi avete una fondazione, mi raccontavi prima, con un presidente, quindi qui le cose si fanno sul serio. Ecco, una fondazione, di che cosa si occupa la vostra fondazione? Sì, abbiamo una fondazione che si occupa del carnevale, ma a rispondere a questa domanda credo sia opportuno dare la parola a Nicola Montanino, che è il presidente neoeletto di una fondazione nuova eletta un mese fa, della Fondazione Carnevale Palmese, quindi credo che sia opportuno dare a lui la parola per la risposta. E quindi diamo a lui la parola in questa intervista a catena. La Fondazione ha il ruolo di organizzare il Carnevale. Innanzitutto ascoltando le quadriglie, perché ci sarà un connubio tra la Fondazione che programma e le quadriglie che sono gli artefici principali del nostro Carnevale. Quindi quest'anno la nuova Fondazione, perché da poco tempo alla sua vita, sta organizzando un poco insieme alle quadriglie, come dicevo, il Carnevale di quest'anno. Noi cercheremo di coinvolgere tutti in questo nostro percorso e stiamo lavorando in tal senso. Cercheremo di rispettare quello che è stato il Carnevale dell'anno scorso, che è andato molto molto bene, e su quelle orme cercheremo di portare dei piccoli accorgimenti, delle novità, sperando che queste possano ancora di più far crescere il Carnevale, e aspettiamo tantissime persone qui a Palma Campania. Ringraziamo Nicola Montanino per aver risposto alla domanda. Adesso, tornando alla nostra intervista, volevo sapere, ecco, la popolazione come vive questo fervore, questo fermento, perché mi raccontavi prima che addirittura voi partite con le preparazioni ottobre-novembre dell'anno che precede il Carnevale. Sì, anche prima, diciamo, è un paese che vive il Carnevale 365 giorni all'anno, ma a questo punto credo sia necessario che ci sia un intervento del sindaco su questa domanda, che è molto più preparato di me.
Ma come, non vuoi rispondere a nessuna domanda? Anche stavolta passi la palla al sindaco poi. Sì, facciamo partecipare anche un po' il sindaco, diamo qualche compito anche a lui in questa cosa, perché poi diversamente poi dopo ci bacchetterà entrambi. E allora no, lasciamo rispondere al sindaco. Ma in realtà Palma Campania è il carnevale è Palma Campania. Cosa voglio dire? Voglio dire che chiaramente la città non si prepara, perché è una preparazione continua. Quando finisce la festa, il giorno dopo si inizia già a programmare l'evento futuro. E tutto questo chiaramente coinvolge tutta la città, tutti i ceti sociali, ma soprattutto la socialità della comunità. È un grandissimo evento che ogni palmese sente come suo e quindi chiaramente quotidianamente si spendono ore delle proprie giornate per organizzare la nuova kermesse. Chiaramente durante il Covid, con la pandemia, c'è stato uno stato di fermo, ma siamo ripartiti alla grande. L'ultima edizione è stata una delle edizioni più belle, più riconosciute del nostro carnevale, ma noi siamo convinti che questa sia una festa che possa ridare al paese un grandissimo rilancio, possa far sì che Palma Campania sia sempre riconosciuta per il suo carnevale, che oggi è diventato uno dei più importanti d'Italia, riconosciuti anche dal Ministero, ma che possa avere una dimensione addirittura internazionale. Ringraziamo il sindaco per aver risposto alla domanda. Volevo chiedere a te adesso, il carnevale ha origini antichissime qui a Palma Campania, addirittura mi raccontavi 1800 proprio agli albori. Come si sono evoluti i costumi, si sono evolute anche le modalità con cui si è svolto il carnevale. Come la popolazione è cambiata in tutti questi anni? Sì. Adesso, visto che abbiamo stravolto un pochino il format, continuiamo con questo scherzo e facciamo rispondere al direttore generale Dino Lauri, che in questa cosa è un esperto in materia, perché è lui che sta facendo diverse ricerche e ha trovato documenti storici che attestano la vetustà del nostro carnevale. Ma sei tremendo, non vuoi rispondere a nulla. E vabbè, allora a questo punto facciamo qualcosa di utile e andiamo a mettere la macchinetta sul fuoco. Hai ragione. Vai, la porti tu, dai, fai qualcosa. Porto io la macchinetta e andiamo a mettere la macchinetta sul fuoco. Il carnevale durante gli ultimi decenni ha subito comunque delle trasformazioni e delle evoluzioni, sicuramente in positivo, sono stati aggiunti anche dei giorni in più alla festa. Naturalmente parliamo di un carnevale che l'ultimo documento ci riporta al 1800, quindi da allora ad oggi una trasformazione sostanziale c'è stata e negli anni ha portato, come dicevamo, anche delle migliorie, non soltanto sotto l'aspetto musicale, ma anche legato ai meravigliosi costumi che vengono realizzati dai laboratori qui a Palma Campania. Quindi anche quest'anno ci saranno potremmo dire delle trasformazioni, dei miglioramenti che porteremo alla kermesse e spero che tanti saranno quest'anno a venire a Palma Campania. Nello, finalmente il caffè è pronto, il caffè che hai fatto tu, perché oggi hai fatto fare l'intervista alle altre persone, tu hai risposto solamente ad una domanda, vediamo se il caffè è buono. E nel frattempo ci ricordi le date, quando possiamo venire qui a Palma Campania per il carnevale? Sì, sono stato un po' svogliato, così, vi ho stravolto anche il format, ma speriamo che almeno il caffè sia buono. Speriamo. Palma Campania vive di carnevale 365 giorni all'anno. Il 13 febbraio, che è la giornata del martedì grasso, è la giornata clou, ma gli eventi legati al carnevale partono dal mese di gennaio, quindi ogni fine settimana c'è un evento particolare e un evento legato al carnevale, quindi vi aspettiamo in tanti dal mese di gennaio e soprattutto nella data del 13 febbraio e nelle date precedenti, che sono le date clou del nostro carnevale. Perfetto, allora adesso prendiamo il caffè. E dal Museo del Carnevale di Palma Campania noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Nex e speriamo che stavolta nessuno mi stravolga il format.